Grandi novità a bordo della MSC Crociere. Tanta musica tradizionale napoletana e non solo. Evento organizzato grazie alla collaborazione tra MSC e Scoop Travel. Di MSC Fantasia, sulla scia del successo conseguito dalle precedenti edizioni, si presenta alla stampa la terza edizione dell'iniziativa, la Crociera della musica napoletana, in programma dal 10 al 17 ottobre 2010 a bordo della MSC Magnifica, nuova ammiraglia della MSC Crociere. Vi do il caloroso benvenuto, mi auguro che questo evento porti, come ha già sta facendo, i suoi frutti grazie alla collaborazione tra Scoop Travel e la MSC. Quindi ci troviamo ad ospitare la terza edizione della Crociera della canzone napoletana e devo dire che sono veramente fiero ed orgoglioso che abbia riscosso questo grande successo. Siamo un'azienda napoletana fiera ed orgogliosa di supportare queste iniziative. MSC Crociere e Scoop Travel, un connubio che porta avanti una manifestazione importante per la città di Napoli. Come nasce e quali sono le prospettive sia per questa terza edizione che per il futuro? Allora, con Scoop Travel, quindi Francesco Spinosa, c'è un rapporto d'amicizia storico. Comunque parliamo di due aziende molto serie che hanno comunque un forte impegno nel sociale, soprattutto per quanto riguarda Napoli, anche perché la MSC è una compagnia che è nata qui a Napoli e adesso è diventata a livello il simbolo internazionale del tipico prodotto italiano. Infatti noi siamo famosi per il caratteristico Made in Italy che si respira a bordo delle nostre navi. Con la Crociera della musica napoletana noi vogliamo, approfitteremo per avere degli scambi preziosi relativi ad un turismo interculturale con tutti i porti che noi andremo a toccare, ma soprattutto abbiamo la possibilità di manifestare con forza il forte legame che abbiamo con il territorio campano e soprattutto con la città di Napoli, e quindi andare a portare all'estero tutto ciò che ha di bello questa città, perché poi fuori se ne parla sempre tanto male, o meglio si guardano solo gli aspetti negativi, ma abbiamo tante cose belle da far vedere e da far conoscere a tutto il mondo. Napoli sta attraversando un momento non bello ormai da 3-4 anni. Noi 4 anni fa ci siamo messi insieme e da napoletani per bene, di buona, come dire, con voglia di costruire le cose, abbiamo ideato questo evento che porta la nostra canzone in giro per il mondo. Siamo conosciuti in giro per il mondo quando cantate O Sole Mio o Torna a Sorride la conoscono dappertutto. Ci sono canzoni come Summertime, New York che sono conosciute, ma O Sole Mio è sicuramente la canzone più conosciuta del mondo. Bella cosa, raiuate solo, l'aria serena rossa, una tempesta, all'aria fresca, pargiara festa, che bella cosa, raiuate. Più bello in me, amore mio, son pronto a te.
pronta te, stan Noi a bordo parliamo della canzone napoletana, quella classica, abbiamo con noi degli artisti molto bravi che ci seguono in questa iniziativa. Quest'anno abbiamo Antonello Rondi, Lucia Cassini, Francesca Marini, poi abbiamo un attore esperto di teatro che si chiama Rino Napolitano con la moglie Maria Luisa Canfora, e in realtà con queste esperienze, con questo bagaglio di professionalità andiamo in giro per tutti i porti del Mediterraneo a parlare della nostra Napoli, della nostra bella città. Fa parte della canzone napoletana, e tra l'altro io nasco come cantante, quindi ho fatto festival eccetera, però diciamo che porterò anche la canzone comica e la canzone diciamo d'autore e la canzone satirica, diciamo da Maldacea, Villani Gil a finire a Carosone, Renato Carosone, e poi faccio questo spettacolo in cui porterò anche le canzoni di Dino Verde, ma sarà anche recitato, vero, comunque, napoletano. Cosa regalerà in realtà questa crociera ai suoi ospiti? Ma prima di tutto, musica napoletana, sicuramente tanta musica, tantissima, e anche allegria, spettacoli, e poi anche la crociera è bella, avremo dei contatti anche con i paesi, so che andremo in certi paesi dove ci accoglieranno consoli italiani e console dei vari posti, che è una bella cosa, lo scambio culturale. Queste sono io, ho sentito tu che la mia canzone, perciò mi ho detto che ci fa qua? Stanno ascoltando la mia canzone. E io, quello che farò io invece che cos'è? Praticamente prenderò la canzone classica però comica, la canzone satirica e anche, perché no, le macchiette, le canzoni che poi adesso canta anche Reggio Arbore, sempre canzoncine comiche napoletane, e farò questo angolo, mentre Antonello per esempio farà le canzoni classiche, serie, seriose. E poi farò anche ridere, perché la gente deve ridere, guardate, con tutti quelli che ci stanno al mondo, fate una cosa, venite a fare crociere, vi distendete e ascoltate la canzone napoletana e vedete dei posti bellissimi. Chi viene con noi è perché è evidente che non ha la possibilità, tanta possibilità di poter seguire questo genere, diciamo. A Napoli se ne fa poco, diciamo, a parte Ranieri e qualcun altro, la musica classica non trova sbocco. Ci invidiano tutto il mondo, la nostra cultura. Infatti la musica italiana all'estero, secondo me, anzi no, è conosciuta come la canzone napoletana. Oh, bella cosa, aiutate solo, l'aria serena rossa, la tempesta, l'aria fresca, farciare festa, che bella cosa Saluto gli amici di Area Blu TV, gli auguro una bellissima estate, un bellissimo tutto bello, e con l'augurio di poter avere una cosa di soldi messa da parte per farsi la crociera, che non è che costa poco, però un pochino insomma uno si mette qualcosa da parte. Però venitela a fare perché è meravigliosa. Un bacio.